Radio. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a te la linea. Grazie a questa meravigliosa radio. Non mancherò mai di incominciare con un ringraziamento e un apprezzamento, perché la libertà non è un atto semplice, è un atto che porta fatica, è una fatica quotidiana, quindi la fatica di tenere una radio, di contribuire a una radio, di poter partecipare alla radio è importante, perché questa radio è un pezzettino della nostra libertà. E ricordiamoci che è una conquista quotidiana. L'Umanitaria Padana è una associazione di volontariato, una onlus che opera in tutto il mondo, quindi soprattutto all'estero, ma anche in Italia, ed interviene per sostenere le persone bisognose, soprattutto i cristiani bisognosi in giro per il mondo. Oggi abbiamo come tema la libertà religiosa. A proposito di libertà, è un tema estremamente importante. Avremo presente oggi l'amico professore, io lo chiamo amico, mi permetto di dargli del tu, ma è un professore con i controfiocchi, il professore Mobin Shahid, che è professore stabile di filosofia alla Pontificia Università Urbaniana. È fondatore dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia, presidente della Consulta Italiana sulla libertà religiosa, credo, nel mondo. Quest'ultimo incarico è un incarico molto importante, credo che sia all'interno del Ministero degli Esteri o della Presidenza del Consiglio, ed è un tema particolarmente rilevante. Do due dati prima di dare la parola, intanto lo saluto. Noi abbiamo dei numeri incredibili, purtroppo non sono numeri che circolano, non fanno notizia. Voi sapete che noi percepiamo le cose in base all'immagine, in base alle memorie che abbiamo. Se tutti i giorni ci viene proposto il dramma di Gaza, evidentemente oggi noi pensiamo che questo sia l'evento più importante. Non siamo qui per fare classifiche, però il World Watch List 2025 oggi dice che circa 380 milioni di cristiani sperimentano alti livelli di persecuzione e lo scorso anno ne sono stati uccisi 4.000. In aumento anche gli abusi sulle donne, che in molti paesi non denunciano per ragioni culturali e sociali. Ecco, non mi sono sbagliato, ho parlato di 380 milioni. Se calcolate che l'Italia ha 60 milioni, sono 6 volte i paesi italiani. Ma ne avremo modo di parlare. Saluto Mobin, se è presente. Buongiorno. Buongiorno. Questo tuo incarico sulla libertà religiosa, come intendi? Perché si parla di libertà religiosa nel 2025 quando noi viviamo in un paese, se guardiamo attorno, problemi, cioè, ognuno ha il suo luogo dove si può pregare, altro. Perché questa cosa è così importante? Dacci un'idea di questo tema, cos'è la libertà religiosa e com'è nel mondo? Grazie per questo spazio sulla Radio Libertà, che conosco nelle sue varie trasformazioni un po' da anni, specialmente grazie anche all'amica in comune Sara Fumagalli, che ormai quasi da 18 anni sostiene i cristiani perseguitati del Pakistan con vari progetti con padre Edward di adozione delle bambine, specialmente che o sono perseguitate o abbandonate dalla società proprio perché cristiane, e che cercano di vivere la testimonianza fino in fondo rischiando la vita. E Umanitaria Padana Onlus in questi quasi 18 anni ha fatto un lavoro meraviglioso e per questo sono molto grato. Grazie anche a tutti i benefattori di Umanitaria Padana Onlus e amici anche della Lega che rimangono tra virgolette anonimi, ma li conosciamo uno per uno, che sostengono questa opera. Grazie anche alla visibilità sulla radio,
che diventa la voce di coloro che non hanno la voce a causa di persecuzione, una mancata attenzione sulla loro situazione. Per cui grazie anche a te, che ti conosco da ormai quasi 15 anni, se posso dirlo, perché il tuo impegno è stato molto molto importante per dare voce ai cristiani perseguitati, specialmente da quello che mi ricordo il caso più conosciuto è quello di Asia Bibi, no? Asia Bibi, sì. Sostenuto. E la situazione della libertà religiosa venne anche, ricordo, scusa ti interrompo, con Asia Bibi ricordo che avevamo fatto un presidio in piazza e venne anche il fondatore della Lega, Umberto Bossi. Sì, e devo ringraziarti per questo accenno. C'era anche Salvini, sì, all'epoca, e devo ringraziarti per questo, perché quando noi chiediamo dei soldi, in qualche modo chiediamo un atto concreto, giustamente uno può diffidare, dice ma poi finisce come tutti gli altri che se li mangiano e quant'altro. Ecco, di spese di gestione noi non ne abbiamo, e ti ringrazio per aver dato testimonianza di dove vanno a finire poi questo bel progetto, grazie a te, grazie al padre che lo sta portando avanti. Scusami. Tranquillo, anzi piuttosto grazie di cuore a tutti, specialmente i benefattori che sostengono questa opera di beneficenza a favore dei cristiani perseguitati, in particolare in Pakistan. E in quanto riguarda libertà religiosa è un tema globale. Il cristianesimo è la prima religione ad essere perseguitata nel mondo e anche discriminata, ma nessuno ne parla. Io sono andato 11 marzo scorso a parlare a Ginevra all'ONU e quando mi sono registrato mi sono accorto, e non voglio nominare le religioni, ma c'erano tante associazioni, tanti gruppi accreditati all'ONU per parlare di varie discriminazioni e varie fobie legate alle religioni, ma non ce n'era una che fosse accreditata per parlare dei cristiani perseguitati nel mondo. Tanto è difficile parlare della testimonianza cristiana e del sacrificio, molte volte anche della propria vita a causa della fede dei cristiani. E ho fatto notare questo elemento sia nell'audizione parlamentare alla Camera dei Deputati, grazie all'amico onorevole Paolo Formentini e onorevole Emanuele Pozzolo, mentre poi questa questione stiamo ancora di più cercando di raccontare a livello europeo e anche nelle varie sedi internazionali istituzionali. Per quanto riguarda la consulta italiana sulla libertà religiosa, nasce da un gruppo della società civile italiana di liberi cittadini, ma specialmente uniti in varie istituzioni che sono AVSI, la Fondazione Internazionale OSIS, Aiuto alla Chiesa che Soffre, Pro Terra Santa, Associazione di Pakistani Cristiani in Italia e vari altri esperti che abbiamo coinvolto nella consulta. Questo gruppo fu riconosciuto dall'inviato speciale sulla libertà religiosa Davide Dionisi, e costituito come consulta, riconosciuto dal vice premier Tajani e dalla Farnesina, per poter operare ovviamente con i rapporti ben saldi e con dovuta prudenza istituzionale con i deputati, cioè parlamentari, di corpo diplomatico, centri di studio e anche omonime organizzazioni internazionali che sono interessate a parlare della libertà religiosa, con particolare attenzione ai cristiani perseguitati. Bene, l'altro giorno mi accennavi a un caso, perché poi alla fine parliamo di concetti, libertà, ma poi questi hanno le gambe, sono fatti di carne, di ossa, di esperienze drammatiche, di reclusioni. Tu mi parlavi
un po' del tuo paese. Ora, il tuo paese ha conosciuto, scusate il rumore, ma ha conosciuto dei martiri importanti, e soprattutto il fenomeno dell'apostasia, quindi della persecuzione del reato di apostasia. Se n'è trattato. Ce ne vuoi parlare un po' e poi ci vuoi accennare al caso di queste due persone di cui mi parlavi l'altro giorno? Certo, grazie per la domanda. E obiettivamente, essendo cittadino del Pakistan e ormai anche da bel po' di anni cittadino dell'Italia, ho questa doppia possibilità, l'opportunità di raccontare a livello internazionale cosa sta succedendo veramente ai cristiani in Pakistan, partendo dal caso più famoso che è Asia Bibi, ma già mi occupavo di tanti altri cristiani, specialmente delle nostre bambine che tra l'età di 9 e 13 anni vengono rapite, attratte con vari modi, diciamo, in realtà non poco diciamo umani, cristiani e morali, e violentate sessualmente lo stesso giorno, convertite all'Islam e poi date in matrimonio dal locale imam che con lo stesso rapitore. E questo rende il processo ancora più complicato, dove grazie all'avvocato dell'Alta Corte Tabassum e con il gruppo anche di altri avvocati cristiani e di altre religioni, siamo riusciti solo purtroppo a salvare 10 ragazze e salvare anche una ragazza è molto complicato perché subentra una pressione sociale, religiosa, perché in Pakistan il 96% sono musulmani e sul popolo di 250 milioni e ci sono anche molte questioni legate alla sicurezza degli attivisti e anche della stessa bambina e dei familiari della bambina. E in questo caso noi siamo riusciti solo purtroppo a salvare 10 bambine e in alcuni casi anche grazie al contributo proprio economico di Umanitaria Padana Onlus, e per cui anche i benefattori dell'associazione. Oltre a questo, proprio mi chiedevi il caso di Zafar Bhatti e anche di Ken. Certo. Sono due ultimi episodi di settimana scorsa in cui Zafar Bhatti, che fu accusato falsamente di blasfemia e fu imprigionato, rimasto in prigione 13 anni, aveva molti problemi cardiologici, ma nessuno ha dato attenzione a questo carcerato accusato falsamente in attesa del, diciamo, appello presso l'Alta Corte del Punjab, e quando è stato dichiarato innocente dopo 13 anni è ritornato a casa dopo 2 giorni per infarto e è morto. E ora la sua vedova è tenuta in un posto sicuro e anonimo perché rischia la vita anche lei, perché coloro che avevano accusato il marito falsamente non si danno pace e vogliono anche danneggiare la signora. Grazie a un'associazione di pakistani cristiani in Inghilterra, la donna è assistita ed era assistita anche in questi 13 anni, ma non solo è successo questo. C'è un altro signore che era un professore in una scuola superiore, fu accusato di blasfemia e falsamente è rimasto in prigione per 23 anni. Settimana scorsa è stato liberato. Neanche l'ergastolo. È stato liberato, ancora è vivo, ringraziamo cielo, e il problema è che coloro che hanno accusato falsamente sono liberi cittadini del Pakistan che viaggiano anche all'estero tranquillamente e la sicurezza nazionale e internazionale non si sveglia su questi che accusano falsamente e sono i finanziatori del terrorismo nazionale e anche internazionale. E oltre a questo
c'è un altro fattore molto importante, che è Tehreek Labbaik Pakistan, che è un gruppo dei fanatici religiosi che hanno manipolato l'opinione pubblica, che è purtroppo molto facile in un paese dove il 60% è analfabeta la popolazione, e bambini vengono mandati nelle madrasa, cioè sarebbero le scuole islamiche, che per una minima istruzione, dove viene offerta solo una formazione radicale, religiosa, basata sull'odio, per cui l'opinione pubblica si orienta in questa direzione, e loro molto spesso, se c'è un caso di un accusato di blasfemia, anche se falso, attaccano non solo per uccidere quella persona accusata falsamente, ma tutto il quartiere cristiano viene bruciato, le persone vengono uccise, le donne vengono violentate, e ci sono molti episodi, per esempio a Gojra, a Badhan Baz, ultimo episodio è di un capo ufficio di origine del Sri Lanka, buddista, che fu non solo ucciso perché malmelato proprio coi bastoni e pugni e pietre nel suo ufficio, e quando quasi fine vita fu bruciato, e mentre aveva preso fuoco, il suo corpo fu trascinato lungo le strade, e in questo modo è morto. Il governo ha cercato di salvarsi la propria immagine internazionale davanti alla comunità internazionale, cercando anche di portare alcune persone in prigione, ma purtroppo dopo una settimana o un mese questi tipi di persone vengono poi rilasciate. Teniamo presente che c'è stato anche il governatore del Punjab, a cui avevano proprio la sua guardia del corpo ha sparato solo perché aveva criticato la legge della blasfemia quando è andato a visitare Asia Bibi in prigione, e lui ha detto: il governatore ha commesso blasfemia, e per cui io devo difendere l'Islam e il profeta. Per cui questo tipo di radicalismo è presente nella società, e l'Islam, dove è un sistema socio-economico che cerca di occuparsi del benessere dei propri fedeli, ma sta espandendo a livello internazionale con una forza che non è semplicemente dell'annuncio diciamo religioso del proprio insegnamento delle Sacre Scritture, ma ha molte forme anche radicali e estremiste, che sta mettendo anche in discussione punti fondamentali della società occidentale, in particolare l'Europa e l'Italia. Ecco, hai detto delle cose da far gelare il sangue, vorrei riprenderle un attimo. Allora, primo, se poi ci spieghi cos'è il reato di blasfemia, perché noi ce l'abbiamo abbastanza presente, però credo che concretamente la gente debba saperlo. Poi tu hai detto che ci sono dei gruppi che in qualche modo fanno queste false dichiarazioni, quindi mettendo in croce le persone che hanno dei rapporti internazionali e quindi in qualche modo hanno una loro visibilità, e questa è una cosa terribile. Poi hai accennato, tramite l'Umanitaria Padana abbiamo qualche foto di questi pogrom, perché sono dei pogrom belli, chiari, in cui vengono incendiate le case. Tu mi parlavi di violenze sulle persone, di violenze sessuali sulle donne, forse i pogrom, non so se arrivavano anche alla violenza sessuale sulle donne, ma quest'immagine riferita a dei posti dove della gente vive serenamente in pace, credo che debba rimanere alla fine di questa nostra conversazione. Allora, per diciamo amici di Radio Libertà che in questo momento ci sono ascolto e che poi
dopo possono anche risentire questa situazione. La legge della blasfemia in realtà in Pakistan esiste dalla sua nascita e fu peggiorata la versione specialmente negli anni 80 con Ziaul Haq, che era un generale capo delle forze armate del Pakistan, che ha applicato specialmente in 3 articoli del codice penale del Pakistan, sono 295A, 295B e 295C. Poi ci sono altri 10 articoli che riguardano specialmente gli Ahmadi, ma qua questi 3 articoli appena nominati, in realtà 295A riguarda qualsiasi religione e qualsiasi sacra scrittura, mentre 295B, se una persona intenzionalmente o non intenzionalmente in qualche modo manca di rispetto al Corano, può essere imprigionato a vita con accusa di blasfemia al Corano. Mentre 295C, se una persona intenzionalmente o non intenzionalmente in qualsiasi modo manca di rispetto al profeta della religione, a un certo punto non solo può essere imprigionato per la vita, ma oltre a quello c'è una pena pecuniaria e insieme c'è anche la condanna a morte. Il discorso è che in questi quasi 78 anni della vita del Pakistan non c'è stata una esecuzione di tale condanna a morte, ma allo stesso momento molti casi ci sono in cui la gente prima di arrivare al tribunale è stata uccisa, se uno è accusato falsamente, intero quartiere dei cristiani, 500-600 famiglie, vuol dire intorno a 2000 persone vengono uccise e le case distrutte e tutte le loro proprietà anche personali rubate da coloro che attaccano la comunità cristiana di quell'accusato falsamente della blasfemia. Questo è per spiegare i 3 articoli del codice penale del Pakistan. Per quanto riguarda i gruppi o individui benestanti che sostengono coloro che possono accusare falsamente, in realtà ci sono molte sfumature, sia a livello istituzionale, varie associazioni radicali come Tehreek Labbaik Pakistan, che è nata da solo tipo 3-4 anni, ma in realtà ci sono molte altre precedenti organizzazioni che hanno cambiato solo il nome per stare dentro la legge e avere il permesso di operare sul territorio nazionale, e i loro leader per avere la possibilità di viaggiare e non entrare nella exit control list, che sarebbe dove se loro vengono messi in questa lista nera non possono lasciare il territorio del Pakistan. Molte nazioni inconsapevolmente permettono l'ingresso a questi individui che rappresentano queste organizzazioni, e loro poi diventano la fonte di una radicalizzazione dei musulmani immigrati nella società occidentale, incluso l'Europa e l'Italia. E molto spesso succede un'altra cosa anche, per motivi di sicurezza personale e per prudenza del momento non posso fare alcuni nomi delle persone che so, e tu questa questione lo sai dai tempi di Asia Bibi, e ci sono alcuni individui che non solo sostengono queste organizzazioni, ma prendono individui della società pakistana di fede islamica, li finanziano proprio perché hanno distribuito addirittura anche dei fogli dove c'è scritto: se tu converti un cristiano ti verranno dati un tot. Se quel cristiano è secondo le 4 caste conosciute, no? Della religione induista, che provenienza esse di quella casta, c'è un tot in più o in meno secondo lo status sociale
di appartenenza al cristianesimo, per cui questi individui molte volte o diciamo riescono a convertire, per cui hanno un riscontro economico da questi individui islamici benestanti della società pakistana, oppure se non riescono ad arrivare a convertire quel cristiano, lo accusano falsamente di religione, di blasfemia, e poi diciamo non solo quella persona ma intero quartiere ha il rischio di essere bruciato, attaccato e danneggiato gravemente. Bene, io rimarrei ancora un'ora a parlare con te e ti ringrazio per il coraggio, per la tua fede e per tutto quello che fai per la tua nazione, ma soprattutto per i perseguitati. Ringrazio Radio Libertà dell'ospitalità, invito a seguire le trasmissioni per Umanitaria Padana e a darci fiducia e coraggio e a sostenerci. Grazie, buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie a voi tutti. Avete ascoltato Umanitaria Padana.